Angolo delle eccellenze del territorio, io oggi oserei dire eccellenze nazionali, perché voi sapete che vi abbiamo abituato bene. A Due Chiacchiere in Cucina abbiamo sempre il grande piacere e l'onore di avere i sommelier di Ice Veneto che ci propongono gli abbinamenti, che ci fanno conoscere il vino in tutte le sue caratteristiche. Noi oggi abbiamo voluto strafare e abbiamo il piacere e l'onore di avere qui il miglior sommelier Ice d'Italia 2023, quindi sei in carica. Esattamente. Con tutta la responsabilità di questo titolo. Cristian Maitan, benvenuto. Grazie Leo. Che bello. Sì. Cioè, sì. Il miglior sommelier Ice d'Italia 2023 in carica, tra l'altro da novembre, quindi novembre è cominciato il tuo corso di, diciamo così, di importanza, perché è il più importante titolo italiano. Beh, a livello associativo sì, è il massimo raggiungimento che possiamo ottenere facendo poi i concorsi. Bella questa cosa, tu sei stato già miglior sommelier del Veneto nel 2018 e poi quest'anno ti sei approcciato al grande titolo. Com'è andata? Dura? Beh, dura, anche perché non ti nego il fatto che nel 2018 ho vinto il miglior sommelier del Veneto, però da quello regionale a quello nazionale c'è un bello stacco. L'impegno è notevole, è importante, ci sono molte ore studio, non solo dedicate all'assaggio, ma anche proprio allo sviluppo, alla ricerca delle varie tematiche, perché tanti pensano sia solo vino. Invece noi siamo una figura a 360 gradi nel reparto food and beverage e quindi poi quello che viene richiesto durante questi concorsi non riguarda solo il vino, ma sì anche i distillati, l'acqua, i formaggi, l'olio, e quindi essere un sommelier a 360 gradi. C'è una forma di arricchimento anche personale enorme, perché credo sia una cultura a 360 gradi, quindi capire anche se, adesso ovviamente io da profano, magari correggimi se sbaglio, però se l'identità di un vitigno è legato al territorio, è legato anche alla sua storia, alle sue tradizioni, è legato alla cultura, a tutto quello che è successo in quella terra. Ma guarda, hai toccato un tassello che a me piace molto, cioè non parlare solo di vino e del vitigno, ma collocarlo in un determinato territorio, parlare della storia del territorio, di cosa lo caratterizza, delle peculiarità, delle particolarità e anche della parte culinaria. Che poi il vino ha questa caratteristica che è buono da solo ma è buono abbinato, sta bene con tutto e quindi lì richiede anche un grande impegno. Quindi da quando è partito il tuo studio come sommelier, dagli inizi fino ad adesso, c'è stato veramente un livello di conoscenza sempre maggiore? Sì. Beh, allora, intanto ho iniziato il mio percorso alle scuole superiori. Avevo un professore sommelier che mi ha indicato la strada, una strada che poi ho seguito da subito fino ad oggi. E già alle scuole superiori mi sono tolto la mia prima soddisfazione. Poi, passo dopo passo, primi 3 livelli ICE, con Ice Veneto, con una grande figura come Graziano Simonella che mi ha che conosciamo bene e che mi ha portato in quello che poi è la fase dei concorsi. Quindi nel 2017 ho provato per prima volta miglior sommelier del Veneto raggiungendo la seconda posizione, poi mi sono tolto lo sfizio di essere intitolato come miglior sommelier del Veneto nell'anno successivo e poi ti dirò un insieme di percorsi che sono uniti tra di loro per poi arrivare finalmente al raggiungimento del titolo. Allora io ho poco tempo, però veramente ti auguro un sacco di fortuna e di gloria, ecco, diciamo così, perché la gloria si guadagna e la fortuna arriva a caso. Invece in questo caso ti stai guadagnando questo grande titolo che ti apre le porte anche di tutto il mondo, perché poi alla fine è un ruolo importante, il rappresentante dei sommelier nel mondo. Chiaro, è un ruolo importante che, come dicevi tu inizialmente, ti porta dietro anche un bel peso. Infatti. E diventi effettivamente un testimonial di quello che è l'associazione, ma anche di quello che è il vino italiano, la cultura italiana. Grazie mille Cristian Maitan, miglior sommelier Ice d'Italia 2023, insomma buon anno a te. Grazie mille, grazie Leo, grazie dell'invito. Insomma, grazie mille, grande piacere.